Approfittavano dell'orario di lavoro per rubare profumi, cosmetici, prodotti di bellezza e di pulizia della casa. 14 dipendenti di una ditta che si occupa di distribuzione di profumeria, prodotti per la persona e detergenti sono stati indagati per il reato di furto aggravato. La sede dell'azienda, che ha numerosi punti vendita in tutta la regione, è a Vescovana. È qui che i dipendenti per oltre un anno hanno sottratto profumi griffati, cosmetici, prodotti di bellezza e cura della persona, prodotti per la pulizia degli ambienti della casa, batterie di varie marche, integratori alimentari e prodotti per animali domestici, provocando all'azienda una perdita di almeno alcune centinaia di migliaia di euro. Le indagini dei carabinieri erano iniziate un anno fa, dopo ben 2 denunce di furto presentate dai titolari dell'azienda e anche da quelli della ditta di trasporti che si occupa della distribuzione della merce. I carabinieri sono risaliti ai 14 dipendenti infedeli e nelle scorse ore sono scattate le perquisizioni domiciliari. In casa di 11 di loro è stata recuperata parte della refurtiva che è già stata riconsegnata all'azienda.